Ancora buongiorno da Telefriuli, bentrovati a questa edizione del nostro telegiornale. Primo giorno ufficiale di scuola in Friuli Venezia Giulia e primo giorno di sciopero del personale, quello indetto dalle sigle sindacali ANIF e SISA, in particolare contro l'obbligo di Green Pass. In occasione dello sciopero dalle 9:30 di questa mattina in Centro Studio Udine è stata organizzata una manifestazione contro l'obbligo della certificazione verde, alla quale sono stati invitati i genitori, studenti e non solo. Sentiamo Isabella Gregorato. Il primo giorno di scuola, primo giorno ufficiale, e dobbiamo ricordare che questo è il secondo anno di inizio scolastico con il Covid, solo che quest'anno ci sono delle differenze sostanziali rispetto al 2020. Lo ricordiamo, per accedere all'istituto scolastico intanto c'è l'obbligo di Green Pass per tutto il personale della scuola, docente e non, e tra l'altro anche per tutte le persone che accedono, che devono entrare a scuola, anche ad accompagnare i figli, quindi anche i genitori devono essere muniti del certificato verde. E contro l'obbligo appunto di Green Pass oggi è stato proclamato lo sciopero del personale scolastico dalle sigle sindacali ANIF e SISA. Proprio qui in Viale Leonardo da Vinci, di fronte al Marinelli, è stata organizzata una manifestazione contro l'obbligo di Green Pass. E a questa manifestazione sono stati invitati studenti, genitori e praticamente sono stati invitati attraverso i social ed è stato detto loro appunto di presentarsi davanti al liceo scientifico Marinelli con cartelli e striscioni. Stanno continuando gli interventi delle persone che ritengono questo Green Pass un attacco alla Costituzione. E alle 14:30 si terrà l'incontro tra il governo e le regioni sul decreto che estende l'obbligo di Green Pass a tutti i luoghi di lavoro. Al termine della cabina di regia e prima del Consiglio dei Ministri sarà il Ministro per gli Affari Regionali Maria Stella Gelmini a illustrare il provvedimento ai governatori. Il nuovo decreto, che renderà obbligatoria la certificazione verde per accedere ai luoghi di lavoro sia per i dipendenti pubblici che per i privati, dovrebbe entrare in vigore il 15 ottobre e l'Italia sarebbe così il primo paese europeo a richiedere la certificazione verde ai lavoratori. Il confronto a livello politico anche con i sindacati è stato duro e serrato, ma alla fine il Presidente del Consiglio Draghi ha ottenuto l'estensione dell'obbligo con l'obiettivo di incrementare il più possibile le vaccinazioni e mettere dunque in sicurezza il Paese. Nel mentre in Italia calano del 15% i contagi, in Friuli Venezia Giulia crescono invece dell'1,2%, restano sotto soglia le occupazioni dei posti letto negli ospedali. Per il presidente di Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, la quarta ondata è stata contenuta, ma con l'arrivo dell'autunno, la riapertura delle scuole e i 9 milioni di italiani non vaccinati, c'è il rischio di una ripresa della circolazione del virus. Se a livello nazionale calano di quasi il 15% i nuovi casi di Covid, in Friuli Venezia Giulia nella settimana dall'8 al 14 settembre si registra invece un leggero incremento dell'1,2% rispetto alla settimana precedente. Peggiora anche l'indicatore sui casi attualmente positivi su 100.000 abitanti, sono 118 contro i 114 della scorsa settimana, è quanto emerge dall'ultimo report della Fondazione Gimbe. I nuovi contagi registrati tra l'8 e il 14 settembre sono stati 143 in provincia di Trieste, 75 nel Goriziano, 46 nel Pordenonese e 45 in provincia di Udine. Migliora leggermente la situazione negli ospedali della regione, dove restano sotto la soglia di attenzione l'occupazione dei posti letto Covid sia nelle aree mediche al 4% stabile, sia nelle terapie intensive al 5% contro il 7% della settimana precedente. Quanto alla campagna vaccinale, la Fondazione Gimbe registra in Italia una frenata delle prime dosi, 200.000 in meno rispetto alla settimana precedente, ed un'esitazione persistente alla somministrazione del siero, soprattutto negli over 50. In Friuli Venezia Giulia la popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è del 66,3% contro la media italiana del 68%, a cui aggiungere un ulteriore 4,7%, il 6,1% a livello nazionale, solo con la prima dose. Gli ultra cinquantenni che in regione non si sono vaccinati sono il 16,2%, in Italia l'11,1%. I ragazzi tra i 12 e i 19 anni ai quali non è stata somministrata alcuna dose sono il 40,6% contro la media italiana del 33,7%.
Il progressivo aumento delle coperture vaccinali e l'adesione ai comportamenti individuali, commenta il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, hanno permesso di contenere la quarta ondata. Tuttavia, con l'autunno alle porte, la riapertura delle scuole e i 9 milioni di persone non vaccinate, si rischia una ripresa della circolazione del virus. In questo contesto, conclude Cartabellotta, è inaccettabile la presa di posizione di personaggi pubblici sulle cure domiciliari. Sovvertendo la metodologia della ricerca scientifica, alimentano la disinformazione, inducendo le persone a rifiutare vaccini efficaci e sicuri. È stata smantellata dalla Polizia di Stato una vasta rete di spaccio di droga nella destra tagliamento che riforniva Veneto e Friuli. Un vero centro dello spaccio della droga all'ingrosso che riforniva tutto il nord-est è stato smantellato dagli agenti della questura di Pordenone in collaborazione con i colleghi di Udine, Gorizia e del Veneto in un'operazione che ha coinvolto le due regioni. Numerosi i provvedimenti restrittivi e le perquisizioni nei confronti di 21 indagati attivi nello smercio di hashish e cocaina. L'indagine ha portato all'applicazione di 9 misure cautelari, 2 in carcere, 5 agli arresti domiciliari e 2 obblighi di dimora che hanno colpito altrettanti cittadini marocchini residenti ed attivi tra Pordenone, Pasiano, Fiume Veneto, Zoppola, San Vito al Tagliamento e Cordenons, indagate in stato di libertà e perquisite anche altre 12 persone. Le indagini erano partite a inizio anno quando a un 43enne magrebino residente in città e gravato da numerosi precedenti in materia di stupefacenti, dopo un controllo e una perquisizione, erano stati sequestrati oltre 10 kg di hashish e 100 grammi di cocaina. L'uomo era stato poi arrestato e le indagini si sono estese su tutto il Triveneto permettendo di individuare una vasta e ben articolata rete composta da grossisti, mediatori e pusher al dettaglio, attivi nello smerciare e spacciare la droga tra le province di Pordenone, Udine e Treviso. Dalle indagini è emersa una particolare disponibilità da parte del gruppo criminale di 1 chilo di hashish e 100 grammi di cocaina a settimana. I grossisti pagavano 5.000 euro per 1 chilo di hashish che a loro volta rivendevano ad intermediari e ai pusher con ricarichi di 500 euro ogni 100 grammi. Nel corso delle perquisizioni, durante le quali è stato arrestato in flagranza un 40enne magrebino, sono stati sequestrati 1 chilo di hashish suddiviso in 10 panetti da 1 etto e oltre 10.000 euro in contanti suddivisi in banconote da 50 e 20 euro. Nei confronti di 18 degli indagati, il questore di Pordenone, Marco Dorisio, ha disposto l'avvio dei procedimenti di revoca dei permessi di soggiorno. L'importanza di questa attività di contrasto agli stupefacenti è stata sottolineata da Marco Dorisio, questore della provincia di Pordenone, importanza da sottolineare soprattutto perché ha consentito di disarticolare una vasta rete di traffico di droga, di stupefacenti, ma anche perché è diretta alla tutela dei giovanissimi e dei minori. È stato trovato senza vita il corpo della 52enne francese dispersa da lunedì scorso tra Forca Bassa e Caseracec nel comune di Barcis. La salma, riferisce l'ANSA, è stata individuata questa mattina verso le 9:30 in un luogo molto impervio durante un sorvolo di ricognizione aerea con elicottero della Protezione Civile regionale. La donna è scivolata nei pressi di un torrente facendo un volo sulle rocce di alcuni metri. Il decesso della donna è stato constatato da parte del medico legale e ottenuto il nulla osta dalla procura di Pordenone. Alle 11:30 sono iniziate all'edificio le operazioni di recupero della salma ad opera dei tecnici del soccorso alpino, dei vigili del fuoco, della Guardia di Finanza. Sul posto i carabinieri di Montereale Valcellina, escluse responsabilità da parte di terzi. Ed è stato ritrovato Massimiliano, il 19enne triestino che da settimane non dava più notizie di sé, si era allontanato il 31 agosto scorso senza delle spiegazioni né anticipando le sue intenzioni ai genitori. Il giovane è stato trovato, sta bene, si trova altrove, al momento però non ha voluto ancora parlare con la famiglia che ci ha fatto sapere appunto di sapere dove si trova e hanno detto questa è già una bella notizia, ora si sta valutando il da farsi. Un cittadino romeno di 65 anni, destinatario di un ordine di carcerazione a seguito di una condanna per reati ambientali, è stato arrestato dalla polizia stradale di Gorizia mentre a bordo di un autobus si stava dirigendo verso la Slovenia e dunque poi nel proprio paese di origine. È stato portato in carcere a Gorizia. È a Rivolto e tutto pronto per la festa per i 60 anni della pattuglia acrobatica nazionale. La base aerea di Rivolto sarà letteralmente blindata da domani a domenica per permettere lo svolgimento dell'Air Show che celebra i 60 anni delle Frecce Tricolori.
Sabato saranno presenti alla manifestazione il Capo dello Stato Sergio Mattarella e la Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. Alla manifestazione potranno assistere dal vivo soltanto 17.500 persone divise tra sabato e domenica. Domani sono in programma le prove generali senza pubblico. Le strade attorno alla base militare saranno assolutamente off limits. Per accedere all'aeroporto sarà necessario non solo essere prenotati ed essere in possesso del QR code, ma anche esibire il Green Pass. Attorno all'area sarà creato un cordone di sicurezza per evitare assembramenti. Dai vertici della base di Rivolto è stato lanciato un appello agli appassionati a non dirigersi verso l'aeroporto se non in possesso di un titolo d'ingresso. Le misure di sicurezza hanno infatti imposto il divieto di circolazione e sosta in una zona molto ampia ed è quindi sconsigliato di provare a cercare postazioni di fortuna per assistere alle evoluzioni aeree acrobatiche, perché non saranno autorizzate. Non ci saranno deroghe nemmeno per siti molto periferici rispetto a quelli in cui sono previste le esibizioni delle pattuglie partecipanti. Sabato i cancelli della base saranno aperti dalle 10 fino alle 15 con 2 parcheggi gratuiti a disposizione dei visitatori, che poi a piedi raggiungeranno 2 gate allestiti per i controlli di sicurezza e anti-Covid. L'area all'interno della base interessata dalla manifestazione è di circa 300.000 metri quadri, suddivisi in 7 settori. All'interno di ciascuno di questi saranno collocate al massimo 1.500 sedie distanziate 2 metri l'una dall'altra. Lo show in volo inizierà verso le 12.30 e la chiusura del programma è prevista alle 18 a cura delle frecce con il caratteristico tricolore disegnato nel cielo friulano. La UEB Gesteco Cividale stacca il pass per la finale del girone di qualificazione F della Supercoppa del 2021. I Ducali hanno battuto 59-54 la Rucker San Vendemmiano nella semifinale disputata al Palabella Italia EFA Village di Lignano, spendendo 3 giocatori in doppia cifra. La Gesteco ha subito di fatto i trevigiani nell'ultimo periodo, nella propria metà campo, ma non è bastato alla Rucker per completare la rimonta e uno dei 3 giocatori in doppia cifra è stato Leo Battistini. Allora andiamo a sentire le sue parole al termine della gara. L'importante comunque era mettere in campo comunque sempre la nostra intensità, che è il nostro marchio di fabbrica, soprattutto in difesa, e ovviamente comunque abbiamo molte cose da correggere, ma siamo all'inizio anche perché comunque la strada è molto lunga. Però abbiamo dato comunque segnali secondo me di buone cose. Diciamo che stiamo cercando un pochino, come ho detto prima, il nostro equilibrio e sono contento comunque che molti giocatori siano in ritmo oppure stiano trovando i loro spazi. Dobbiamo ancora magari coinvolgere appieno qualcuno, però diciamo che stanno seguendo bene le indicazioni del coach. E nel fine settimana l'ultimo atto sarà rappresentato dall'impegno a Vicenza. Noi ci fermiamo qui, vi lascio agli approfondimenti di A Voi la Linea. Grazie per averci seguito e buona giornata, arrivederci.